presentata a Milano in occasione della BIT, la vetrina più importante del turismo internazionale in Italia, la 75esima edizione del Festival del Mandorlo in Fiore, presente il sindaco Miccichè, l'assessore Ciulla, Giovanni Di Maidan, organizzatore dell'evento, Lillo Pisano, la GAIP, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi. Durante l'evento anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè. Spero che i miei impegni me lo consentiranno, perché è molto bella, a parte che è meravigliosa la Valle dei Templi, ma il Mandorlo è una manifestazione di interesse nazionale. Quanto è importante un evento come questo dopo il Covid, dopo la pausa del Covid, per il turismo in generale? È importantissimo, perché il Covid ha penalizzato moltissimo questo settore, ma quest'anno sarà il sorpasso. Siamo entusiasti. Siamo fortemente determinati a dare un grandissimo impulso al nostro turismo. I segnali, gli indicatori sono tutti positivi. Abbiamo superato con grande efficacia la pandemia e il blocco del turismo della pandemia. Vi è una forte attrazione da parte degli stranieri. Gli stranieri, in particolar modo gli americani, amano la nostra terra, quindi lavoreremo anche perché i mezzi di trasporto siano sempre più efficaci. Nello specifico, dopo 3 anni di stop ad Agrigento ritorna il Mandorlo in Fiore. È senza dubbio una grande occasione per rilanciare quella zona meridionale appunto della Sicilia. Sì, lavoreremo per questo, ma lavoreremo anche perché Agrigento è stata individuata come candidata ad essere capitale della cultura, lei lo saprà evidentemente, quindi faremo in modo di verificare se ci sono i presupposti perché possa essere individuata. Ce la metteremo tutta. Agrigento ha avuto veramente il momento di visibilità più importante della BIT. Mentre c'era la presentazione della festa di Mandorlo in Fiore, è arrivato il ministro che ha dato veramente anche un segnale importante alla nostra città e alla nostra regione. Ma soprattutto Agrigento non è solo Mandorlo in Fiore è la prima kermesse che si fa nella nostra città, ma oltre a questo naturalmente si sta lavorando per una promozione e per una serie di iniziative importanti che porteranno Agrigento, come negli ultimi 2 anni, a essere tra le migliori città turistiche della regione siciliana. Agrigento merita riprendere, volare dal punto di vista turistico. Si presenta la festa del Mandorlo, un Mandorlo che quest'anno sarà in maniera anomala, cioè più ricca, con tante manifestazioni collaterali. Abbiamo voluto per esempio le 2 domeniche, la prima e l'ultima, essere le 2 domeniche fondamentali. Prima era soltanto l'ultima, adesso sia il 5 marzo che il 12 marzo saranno le 2 domeniche fondamentali della festa. Durante la settimana ci saranno tantissime manifestazioni collaterali con la sfilata dei gruppi per la città. Abbiamo anche spostato la fiaccolata che di solito si faceva il mercoledì sera, l'abbiamo fatto il venerdì sera, proprio per far sì che il turista può restare ad Agrigento, cioè cogliere quel weekend e vedere un po' le parti salenti della festa. Abbiamo presentato quelle che sono le nostre attività, tra le quali il Mandorlo in Fiore, sicuramente la principale attrazione di quest'anno, sicuramente che è stata per eccellenza, siamo alla 75esima edizione, è stata per eccellenza ed è per eccellenza la manifestazione più importante e una delle più importanti tra le manifestazioni in Sicilia, quindi un grande risultato per Agrigento, diciamo la presenza, ma sicuramente il risultato sarà quello di sapere poter avvicinare i turisti nazionali ma anche internazionali. Un ringraziamento al Presidente della Regione, al Governo e all'assessore ai beni culturali e al turismo per l'opportunità data di far conoscere un progetto culturale che il Parco ha iniziato 15 anni fa, sulla base di un esproprio che era stato fatto negli anni '80 per contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Noi l'abbiamo rivoltato e dedicato a un progetto di recupero del paesaggio. Questa meravigliosa valle ha 2600 anni di storia e noi nel progetto Diodoros di cui stiamo parlando raccontiamo 2600 anni di storia, 2600 anni che hanno fatto sì che questo parco avesse all'interno delle biodiversità, che avesse all'interno delle aree destinate all'agricoltura che sono pervenute a noi e che sono state condotte in maniera biologica e attenta alla salvaguardia degli elementi che fanno parte integrante di questo unicum di archeologia e paesaggio.
questo racconto millenario ha una sede dove essere raccontato e messo a disposizione dei visitatori. La sede è Casa Barbadoro, dove ci troviamo oggi e dove abbiamo messo in campo tutte le nostre iniziative per far sì che questo immobile sia il posto dove raccontare la storia di Diodoros e del parco Valle dei Templi dal punto di vista paesaggistico, ma il posto dove raccontare le biodiversità, le buone pratiche di agricoltura che sono presenti non solo nella valle, ma in tutta la Sicilia, in tutti gli operatori che hanno scelto di condividere e di intraprendere questo viaggio per la conservazione e valorizzazione di un meraviglioso paesaggio che fa parte della regione siciliana interamente. C'è un interesse straordinario attorno ad Agrigento, attorno al mandorlo in fiore e a tutti i messaggi di pace e di fratellanza che con sé la manifestazione porta. Siamo molto contenti. La festa del mandorlo quest'anno avrà un input in più perché si presenta dopo 2 anni con una ricchezza di programma notevole. I contenuti sono di grandissima rilevanza, quest'anno si arricchisce veramente di tanti appuntamenti, anche per esempio fra gli altri il concerto di Mr. Rain che adesso ha avuto un piazzamento molto importante a Sanremo, però il nucleo è sempre quello del folklore internazionale che attraverso i patrimoni dell'umanità diventa il momento per celebrare la pace e la fratellanza in un'epoca storica quando questi valori assumono nuovamente un'attualità straordinaria. Una kermesse ricca di gruppi folcloristici internazionali, come al solito ci sarà il 65esimo Festival Internazionale Folklore e il 20esimo Festival Bambini del Mondo. Saranno circa 40 le nazioni rappresentate quest'anno. Abbiamo largamente condiviso il programma con tante associazioni, con chi ci sta collaborando. Ovvio che c'è la presenza importante del distretto turistico, ma anche della Fondazione Teatro Pirandello, oltre che del Comune di Agrigento e del Parco Archeologico, che sono i promotori fondamentali della kermesse. Per la prima volta è presente l'associazione dei B&B Agrigento che promuove, che porta un prodotto di qualità, le tue notti tra le valle dei templi, quindi qualcosa di importante che viene proposto in questa vetrina internazionale. Agrigento direi che quest'anno, in una comunità di intenti, veramente con uno sguardo al futuro, sta facendo un grande lavoro. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui, dico da qui presi la via. Peppi, corre, corre Peppe, corre! Respiro, osservo, sussulto. Penso, ricordo, rivivo, luoghi che parlano, vivono, raccontano, luoghi che celano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture, in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli di ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppe. Corre! Corre, Peppe! Corre, Peppe! Corre! Corre, Peppe! Corre! Una festa importante che sarà anche da traino
in un progetto che è stato presentato per Agrigento Capitale della Cultura 2025, cui voi siete stati, diciamo, i progettisti. Sì, la nostra associazione ha avuto l'incarico da parte del Comune per redigere il dossier di candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. 10 giorni fa abbiamo avuto la comunicazione di essere entrati nella shortlist e stiamo lavorando alla presentazione del dossier a Roma presso il Ministero. Sì, il Mandorlo in Fiore è stato inserito come una delle manifestazioni di punta all'interno del dossier, d'altronde non poteva essere altrimenti, non solo per il valore storico della festa che oramai da 75 anni si celebra ogni anno ad Agrigento, ma anche per quella nuova impronta valoriale che il Mandorlo ha assunto negli altri anni. Il tema del dossier, il titolo è Il sé l'altro, le trasformazioni e le relazioni culturali. Il Mandorlo sicuramente negli anni ha celebrato questo incontro fra le relazioni, fra l'unione dei popoli, aiutando e contribuendo alla conoscenza reciproca. Il tema dell'altro e del sé, a seguito dell'evoluzione post-pandemica, sicuramente ha cambiato il modo di relazionarsi con l'altro. Le nostre frontiere non sono più le frontiere geografiche, ma forse le frontiere anche del balcone di casa. Emanuele Farrugia, tour operator di Agrigento, come valuti questa iniziativa? Un Mandorlo che arriva dopo la pandemia, anche in vista, speriamo, di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Siamo qui a rappresentare la città, siamo tutte persone che ci credono, che ci hanno creduto e credono ancora a questa città, allo sviluppo turistico di Agrigento. Indubbiamente ancora c'è tanto da fare, tanti servizi da offrire. Speriamo che le amministrazioni pubbliche si aprano al territorio, si aprano a noi imprenditori, perché l'esigenza di trovare lavoro, l'esigenza di dare lavoro e di far crescere questo territorio. Una pubblicazione di Edoardo Cicala dal titolo Diodoros, in un tesoro da scoprire nella Valle dei Templi. Allora, Diodoros è un progetto culturale del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. Proprio perché è un parco paesaggistico, si racconta in questo libro, fatto soprattutto dalle immagini bellissime di Edoardo Cicala, la storia dell'agricoltura all'interno del Parco Valle dei Templi. Oggi all'interno del parco si producono ben 9 referenze merceologiche che danno vita a oltre 23 prodotti dell'agroalimentare siciliano. Mi riferisco all'olio d'oliva, al vino, a confetture, marmellate, creme dolci e salate realizzate con pistacchi e mandorle. Diodoros non è solo un progetto culturale, ma oggi si sta trasformando in un vero e proprio progetto turistico. È importantissimo l'interesse da parte dei tour operator ed è il motivo per cui oggi ci troviamo a presentare questo libro alla BIT di Milano. Moltissimi tour operator si stanno rivolgendo a quella fascia di turismo enogastronomico che viene realizzata all'interno dei 1400 ettari del parco archeologico e trovano l'apice in quel rustico che sta a 150 metri dal Tempio della Concordia, che è Casa Barbadoro, dove lì si potranno fare tutte le esperienze legate al mondo di Diodoros. Sono i decori che troverete anche sugli autobus urbani nella città di Agrigento in onore alla festa del Mandorlo, la festa più bella della primavera, e come ogni anno anche quest'anno abbiamo riproposto i decori di questi bus. È un momento importante di risveglio proprio per gli anni che abbiamo passato, che per fortuna sembrano alle spalle, quindi speriamo di trovare una Agrigento fiorita, una Agrigento piena di attività che sia un richiamo per il mondo. Ci saranno presto delle novità, un biglietto integrato Tua Trenitalia che consentirà a tutti i turisti, non solo nel periodo del Mandorlo, ma tutto l'anno, di raggiungere la Valle dei Templi. Laura Vento presente qui alla BIT e alla presentazione della Festival del Mandorlo.
è un'opportunità importantissima per il Mandorlo in Fiore. Finalmente Mandorlo in Fiore torna alla ribalta dopo anni forzati di stop dovuti alla pandemia Covid. La BIT è una vetrina importantissima, anche se a ridosso della manifestazione, ma è molto importante perché permette agli operatori di settore di avvicinare anche un turismo di livello nazionale, non solo di livello regionale. Quest'anno Mandorlo in Fiore ha come sempre il target dei patrimoni immateriali UNESCO, avrà oltre 25 nazioni presenti per il Festival Internazionale del Folklore e per il Festival dei Bambini del Mondo. Ha un calendario molto ricco di eventi, di manifestazioni collaterali, di progetti legati alle scuole, di concerti. Speriamo sicuramente che possa essere un trampolino di lancio per Agrigento che si riprospetta un turismo appunto dopo anni di stop forzato. Cosa possono gustare i tanti visitatori che sono venuti e che verranno qui alla BIT? Vediamo tante belle cose. Allora, lo stand è pieno di iniziative e di cose da gustare, come appena detto, che riguardano il nostro territorio, quindi Agrigento in particolare, ma anche la Costa del Mito, che ha un territorio molto più vasto. Presentiamo il 75esimo Mandorlo in Fiore dal 5 al 12 marzo ad Agrigento e tantissimi itinerari che riguardano la Sicilia, quindi da gustare, da vedere, da vivere. Rotti Diodoros chiaramente rappresentano un'eccellenza del nostro territorio. Sono fiera di far parte di questa iniziativa, penso che sia veramente qualcosa di cui la Sicilia ha realmente bisogno, soprattutto dopo questa purtroppo pandemia che abbiamo vissuto. Penso che sia un ottimo modo per rilanciare il turismo nella nostra regione, una regione che ha tantissimi spunti di riflessione, una regione che può offrire tanto. Nello specifico, appunto, parlando di Agrigento, io da classicista non posso non fare richiamo alla Valle dei Templi. Secondo me è veramente un luogo meraviglioso, molto simile anche alla Grecia. Io sono stata anche in Grecia, nulla da togliere ovviamente alla Grecia, Atene, tutto quello che è stato, però bellissima anche la nostra Valle dei Templi. Alla BIT per presentare la vostra offerta turistica, quale? Noi siamo alla BIT per promuovere il nostro premio letterario, che è un premio internazionale giunto alla 18ª edizione, che tra l'altro ha avuto molti premi Nobel, personalità di spicco tra attori, artisti nel mondo dello spettacolo. Noi siamo appunto la terra del Gattopardo, in quanto Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la mamma era di Santa Margherita di Belice. Difatti noi abbiamo il Palazzo Filangieri Cutò, dove all'interno c'è il Museo del Gattopardo, dove ci sono i personaggi in cera del Gattopardo, c'è il manoscritto originale, il dattiloscritto originale, gli abiti del film, quindi abbiamo un patrimonio importante che ci lega appunto al Gattopardo. Sono eventi importanti che vanno pubblicizzati per tempo, perché la cosa importante è riuscire a mettere in programma. Il limite grosso della Sicilia è che si lavora sempre alla giornata e quindi tutti gli eventi sono programmati mesi prima, mentre per chi viene dall'estero che si deve organizzare per tour operator è importante programmarli per tempo. Quindi siccome sono eventi ormai ricorrenti, nel caso della Mandorlo in Fiore è una delle manifestazioni più anziane in assoluto, quindi secondo me andrebbe pubblicizzata per tempo e quindi al di fuori da localismi. La Sicilia è un brand unico e va valorizzato. L'impegno del Centro per il Libro per la promozione della lettura, in particolare dei patti territoriali per la lettura in Italia. L'esempio della Sicilia è sicuramente un esempio virtuoso perché vi è un'ampia diffusione dei patti, in particolare di quelli intercomunali, e quello di Trapani ne rappresenta una delle buone pratiche a livello nazionale, tant'è che questo elemento, insieme al fatto di aver creato una rilevante e interessante rete di festival e rassegne di promozione della lettura che vanta addirittura 28 iniziative interconnesse, quindi messe in rete, ha determinato la scelta di localizzare proprio a Trapani gli stati generali di promozione della lettura per il 2023. Ravanusa presente alla BIT, un momento importante, ci sono state tante presenze qualificanti, la presenza anche del Ministro. Come valuta questo evento, Sindaco, dopo 2 anni di pausa che si riprende col Covid? La dimostrazione che il turismo è fondamentale per il nostro territorio, sul turismo bisogna puntare. Tutta la provincia di Agrigento, i sindaci, stiamo sostenendo la candidatura di Agrigento Capitale della Cultura. Come bene ha detto il sindaco di Agrigento, non è solo la città ma è un intero territorio.
un territorio veramente vasto, un territorio ricco di storia, ricco di tradizioni, ricco di tante bellezze che vogliamo offrire al mondo e speriamo che ci sia un incremento turistico degno di questo nome. Ravanusa è una delle città dove si organizza uno dei più bei carnevali siciliani, so che avete tutto pronto. Qualche novità ce la può anticipare? Sì, tra l'altro quest'anno siamo, credo, l'unico carnevale di rilievo della provincia di Agrigento, un carnevale che è giunto alla 35esima edizione, un carnevale che vedrà la presenza di diversi carri allegorici e quindi un momento di crescita e di conoscenza anche della mia città. Sambuca di Sicilia presente oggi alla BIT anche per illustrare le sue bellezze, le bellezze in un territorio, in un contesto agrigentino. Sì, è chiaro che Sambuca è uno dei borghi più belli d'Italia, è il Borgo dei Borghi 2016. Abbiamo anche l'onore di ospitare e quindi di presentare oggi l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia che si terrà a Sambuca proprio dal 14 al 16 aprile. E poi un altro evento importante a livello internazionale è il concorso enologico internazionale organizzato da Recevin delle città del vino, dove parteciperanno più di 3.500 etichette e ci saranno centinaia di commissari per la maggior parte stranieri. Quindi avremo modo di mettere sotto i riflettori e quindi ecco qui alla BIT il nostro territorio, la nostra bella Sicilia e la nostra bella Sambuca. Quanto ha portato, diciamo, il titolo di città dei borghi, capitale dei borghi? Ma noi nel 2016 siamo stati, diciamo, classificati il borgo dei borghi più belli d'Italia. Ecco, cosa ha portato questo all'economia del vostro paese? Ci ha permesso di cambiare volto, nel senso che la nostra economia era prettamente frutto del settore primario, dell'agricoltura e dell'edilizia. Oggi il nostro comune è un comune che conta più di 30 B&B, è un comune che ha, diciamo, una vocazione turistica impensabile fino a qualche anno fa. Anche Montallegro ha la BIT per promuovere le bellezze del vostro territorio. Sì, anche quest'anno ho voluto partecipare in prima persona a questo stupendo evento del turismo. Noi siamo una piccola comunità che puntiamo tantissimo sul turismo, abbiamo una spiaggia bellissima che è Bovo Marina, rinomata. Ho già inoltrato domanda per ottenere la bandiera blu, è una costa, per chi non la conoscesse, di circa 2 km di spiaggia, costeggiata dal bosco, ci sono delle dune, facciamo parte della Costa del Mito, che ringrazio Fabrizio Lagaipa per l'invito, e cercheremo di portare avanti il nostro turismo perché è il nostro punto di forza. Si riparte dopo 2 anni e dobbiamo ripartire bene. Ripartiamo con Agrigento, candidato a capitale della cultura, e noi ci crediamo perché ci crede tutta la provincia. Dobbiamo fare un lavoro sinergico assieme a tutti i comuni. Noi con le aree interne, con i 12 comuni delle aree interne, stiamo portando avanti i progetti finanziati, avremo la prima ippovia siciliana, stiamo lavorando sulla sentieristica e anche sulla promozione. Quindi ritengo indispensabile che oggi ci dobbiamo sedere tutti ad un tavolo, attorno ad un tavolo, istituzioni assieme agli operatori turistici, per cercare di rilanciare la provincia di Agrigento, rilanciare i paesi della costa ma anche l'entroterra e poi tutti assieme rilanciare anche la nostra Sicilia.